Buon pomeriggio amici, che ore sono? Siamo puntualissimi oggi, le 15 in punto, siamo in diretta dai nostri studi per questo appuntamento che va a concludere la settimana. Allora, oggi parliamo di reumatologia, parliamo di malattie reumatiche e parliamo di riabilitazione, perché poi vedremo come questo aspetto sia veramente fondamentale in questo caso di problemi. Allora, pensate, oggi lo faremo con due professionisti che tutti i giorni e da tanti anni ormai nella loro vita si occupano di questo. Ve li presento subito. Allora, alla mia destra il dottor Giovanni Martini, lui è un fisiatra, quindi per quanto riguarda tutto ciò che attiene alla riabilitazione lo faremo lavorare oggi. E poi saluto una nostra cara conoscenza, il dottor Pietro Gigliotti, reumatologo. Buonasera. E noi prima di... vabbè, si scherzava un po'. Non siete in tanti, dottor Gigliotti? No, direi di no. Ecco, direi di no. direi Cioè, di no. o quantomeno non siamo un numero sufficiente, ma non tutti occupati, e quindi questo ecco, è ancora più grave. Beh, insomma, ne occorrerebbe qualcuno in più, perché pensate che le malattie reumatiche costituiscono veramente un problema sanitario che ha un notevole impatto abbastanza elevato anche in termini come dire, sia economici che di qualità di vita. Infatti voi, soprattutto il dottor Gigliotti me lo potrà confermare, per circa un decennio leggevo che l'OMS ha dedicato questo periodo alla prevenzione, no? Di questo tipo di... Sì, nella prima decade del nuovo millennio, dal 2000 al 2010, è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicato alle malattie osteoarticolari, diciamo, la possibilità di fare degli studi, e devo dire che anche con effetti che si sono visti, di cui adesso si sta godendo un pochino tutti, anche in base alle nuove scoperte in campo terapeutico, in campo diagnostico. Sappiamo tutti che nel linguaggio comune, nonostante la loro profonda diversità, no? Tutte le malattie reumatiche vengono indicate sotto vari nomi, per esempio i reumatismi, i dolori alle ossa, le artriti, eccetera, eccetera. Ma, dottor Gigliotti, che cosa sono le malattie reumatiche? Cerchiamo un po' di classificarle. Sì. Beh, insomma, intanto per malattie reumatiche intendiamo tutte quelle malattie che colpiscono l'apparato osteoarticolare e anche l'apparato muscolare. E diciamo la fa da padrone l'artrosi, ovviamente. Intanto consideriamo che oltre il 10% della popolazione è affetto da una o più malattie reumatiche, quindi parliamo di quasi 6 milioni di pazienti. L'artrosi la fa da padrone perché buoni 2/3, oltre i 2/3 dei pazienti sono affetti da artrosi. Però nel restante terzo di popolazione si vanno a racchiudere tutte quelle patologie che poi hanno un grosso impatto su quella che è la qualità di vita, e parliamo quindi di artriti reumatoide, delle spondiloartriti seronegative, e per arrivare poi alle malattie per fortuna meno frequenti, ma molto impegnative dal punto di vista e del paziente e anche del sistema nazionale, che sono le connettiviti e le vasculiti. E poi abbiamo anche un'altra categoria di reumatismi cosiddetti extraarticolari, laddove poi si implica bene anche il discorso riabilitativo, del quale poi parleremo con l'amico collega dottor Martini, e in più anche tutte le varie patologie dismetaboliche. Una fetta anche è data anche alle malattie neoplastiche, anche se queste hanno un'implicazione un pochino diversa, e chiaramente lì entriamo in un campo un pochino più multidisciplinare. E poi quell'altra che ha un grosso impatto anche socio-economico sui pazienti è l'osteoporosi, sulla quale, grazie anche al decennio di cui parlavamo in apertura, e grazie anche all'avvento di nuovi farmaci, ci si sta avvicinando sempre di più anche in termini di prevenzione secondaria verso una patologia che, come vedremo, ha un alto impatto sia sulla popolazione anziana, per quelli che sono poi gli effetti a distanza, e anche le possibili complicanze legate all'osteoporosi. Poi insomma ci viene da pensare anche a tutte quelle malattie che insorgono, le malattie autoimmuni, no? Che sono anche abbastanza in aumento. Sì, lei diceva giustamente molti pregiudizi intorno alle malattie reumatiche. Intanto c'è da dire che sicuramente la gran parte colpiscono una fascia d'età avanzata, però non sono da sottovalutare anche le malattie ad esordio giovanile. Infatti ancora oggi c'è una sottostima di quelle che sono anche le artriti ad esordio giovanile,
ancorché anche nella comunità scientifica, reumatologica e pediatrica si sta anche investendo molto su queste che sono anche nuove patologie emergenti come le sindromi autoinfiammatorie e le malattie proprio ad esordio giovanile. Ecco, sì, perché si sente dire spesso, no? E spesso accade l'esordio in età giovanile, ma sono anche, come dire, infettive questo tipo di infiammazioni, cioè nascono come delle infiammazioni, che origine hanno quando si parla dell'età molto giovane? Infettive no, direi di no, nel senso che non sono contagiose, se vogliamo intendere questo termine. E ci sono alcune forme, diciamo, di artriti infettive, ma quello è un discorso a parte. E sono sicuramente malattie infiammatorie e quindi con il termine stesso lo dice autoimmuni perché coinvolgono il sistema immunitario. E quindi in base a questo coinvolgimento, anche per una predisposizione genetica, una tendenza anche verso la familiarità, quindi è importante anche stabilire anche quelle connessioni che ci sono anche nel gruppo parentale, e il sistema immunitario per una serie di meccanismi diciamo un po' complessi da definire, produce degli autoanticorpi che si rivolgono contro se stessi e quindi contro, nel caso dell'artrite, quindi contro le articolazioni, ma in particolar modo contro quelle membrane che ricoprono le cavità articolari o la membrana sinoviale, e da lì, in seguito a dei meccanismi, diciamo, di natura biomolecolare, si scatena un processo infiammatorio legato alla produzione di alcune sostanze che vengono chiamate citochine, sostanze che poi determinano il danno articolare che, se non affrontato precocemente con le opportune terapie, può essere irreversibile. E comunque sono delle patologie che insomma si riescono a contenere, Assolutamente sì. Come diciamo, volendo anche fare un po' di numeri e anche in considerazione dell'alto impatto che hanno queste patologie sui pazienti ma anche sulle famiglie, non dimentichiamo anche le famiglie, e prendendo ad esempio l'artrite reumatoide, in Italia sono oltre 400.000 i pazienti affetti da artrite reumatoide. L'avvento indubbiamente anche delle nuove terapie, parliamo dei biotecnologici, sicuramente ha sconvolto un pochino in maniera positiva ovviamente anche il modo di affrontare terapeuticamente queste patologie. Purtroppo in Italia, sempre per una serie di meccanismi poco comprensibili, siamo il terzultimo paese in Europa per consumo di biotecnologici, per cui questo dovrebbe in qualche modo anche farci intendere che ormai la comunità scientifica internazionale lo ha accertato, che prima si fa la diagnosi di una di queste patologie, prima si interviene con i farmaci ad hoc e più lontano diventa, diciamo, il pericolo anche di un danno permanente, e quindi a volte quello che noi cerchiamo in tutti i modi di arrivare a quelle che sono le fasi di minima attività della malattia o addirittura anche, come in alcuni casi, di remissione. Di guarigione non ne possiamo parlare perché comunque, come tante altre patologie croniche, vedi il diabete, vedi l'ipertensione, di artrite, non si guarisce, però sicuramente arrivare a una fase di remissione è come ottenere una guarigione. Certo. Quanto è importante, no, rispetto agli anni precedenti fare una diagnosi precoce, soprattutto insomma, che sia giusta, diciamo così, perché penso che rispetto agli anni passati abbiate più mezzi a disposizione per fare giuste diagnosi. Beh, sì, sicuramente. Diciamo che questo rientra un po' in un discorso del quale che stiamo affrontando anche già da diverso tempo, sia qui a livello locale che a livello nazionale. Qui a livello locale stiamo cercando un po' di trasferire quelle che sono le esperienze anche avute anche in altre regioni più virtuose della nostra, ma soprattutto anche cercando di applicare quelle che sono le linee guida e quelli che vengono definiti percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali e non ultimo riabilitativi, che è stato aggiunto, dico io opportunamente, su queste malattie, proprio per poter intervenire precocemente su questi pazienti con i farmaci più appropriati, non dimenticando comunque, per non creare anche un po' false aspettative nell'utenza, che si parte sempre dai farmaci immunosoppressori, che sono quelli, diciamo, di prima scelta e che comunque vanno sempre utilizzati ancora prima di arrivare ai biologici, ma in tempi certi senza stare lì. Per esempio, una delle malattie che fino a pochi anni fa era considerata una malattia a lenta evoluzione, si è visto negli ultimi tempi, tipo la spondilite anchilosante, in realtà
E anche in questa patologia abbiamo visto che grazie, come chiedeva lei opportunamente, al raffinamento anche delle indagini diagnostiche, noi riusciamo a diagnosticarla per tempo e anche in questo caso a scongiurarne l'evoluzione. Che cosa colpisce? Perché insomma a casa ci sono magari tante persone che sentono questa parola però non riescono bene a capire. Beh sì, sicuramente l'artrite reumatoide intanto, come dicevo prima, è una malattia che può esordire, diciamo, colpendo poche articolazioni, ma generalmente l'impatto è poliarticolare, quindi in maniera Quindi il paziente tipica. in questi casi avverte dei dolori articolari? I sintomi, diciamo, di esordio sono i classici sintomi infiammatori, cioè l'infiammazione deve essere come dire, un sintomo persistente, un sintomo che non migliora anche con l'utilizzo anche dei classici farmaci antinfiammatori non steroidei. Molto spesso queste articolazioni sono tumefatte, cioè quindi sono gonfie, sono dolenti, sono rigide, soprattutto al mattino, e anche al termotatto, cioè poggiando una mano si sente anche il calore tipico dell'infiammazione. È chiaro che queste sono quelle che noi chiamiamo le red flags, cioè le bandiere rosse che devono in qualche modo indurre quello che è il primo attore di queste patologie, cioè il medico di famiglia, il medico di medicina generale, come dire, pensare che si possa sospettare una di queste malattie e quindi iniziare con quelle indagini di primo livello che sono banalmente 4 esami di laboratorio giusto per capire se c'è un'infiammazione. Che magari ci danno indicazione se c'è un'infiammazione. Se c'è un'infiammazione. Allora in questo caso, sempre grazie a quel discorso che si faceva prima, quindi dei percorsi diagnostico-terapeutici che ci vengono coinvolti, quindi con un discorso anche di interscambiabilità dei pazienti, inviarle al più presto possibile a un centro di riferimento reumatologico per poter eventualmente anche nel caso, perché le diagnosi a volte sono complesse perché si parte in un modo ma poi bisogna anche distinguere i vari tipi di artrite, e se poi il caso poi di intervenire con esami di secondo o di terzo livello e riferendomi appunto, come dicevo prima, anche alla spondilite anchilosante. Considerato che anche in questo caso si parte diciamo, da diagnosi in cui ancora il danno radiologico per fortuna non si è evidenziato, una risonanza magnetica, ovviamente chiesta dallo specialista perché in questo caso ci deve essere l'indicazione precisa, può darci quegli elementi di sospetto con dei sintomi precoci che prevedono arrivano prima del danno permanente, quindi come un edema osseo di una delle articolazioni bersaglio, quali possono essere il bacino, la colonna, o anche quelle articolazioni, ma nemmeno di articolazioni parliamo, ma di strutture che vengono chiamate lentesi, dove parliamo appunto dei punti dei tendini che si inseriscono sull'osso, che sono uno degli organi bersaglio anche nelle spondiloartriti seronegative. Quindi diciamo un approccio diagnostico complesso da affrontare diciamo, in maniera precoce, in maniera anche tempestiva e poi per avere diciamo, la possibilità di intervenire quindi con un approccio terapeutico che sia il più congruo possibile, salvo poi, come dicevamo prima, arrivare a quelle che sono le terapie più innovative, che poi per innovativi io sento ancora qualche paziente dire se sono farmaci sperimentali, ormai sono oltre 10 anni che abbiamo per fortuna questi farmaci, quindi sono stati ampiamente sperimentati. Certo, insomma se pensiamo che rispetto ad anni fa dove ci usciva soltanto facendo questi esami, soltanto un semplice prelievo, ci dava soltanto l'indicazione di un'infiammazione, però non ci faceva capire se c'era veramente la malattia reumatica, no? Insomma passi avanti ne sono stati fatti abbastanza perché chiaramente capire bene, fare una diagnosi corretta e giusta ci aiuta insomma poi di più nella terapia. Secondo la sua esperienza, ecco, sono di più colpiti i pazienti gentil sesso, i maschietti, o a seconda delle patologie anche? Ma diciamo che per quanto riguarda l'artrite reumatoide il gentil sesso, come l'ha chiamato lei, insomma, il sesso femminile è quello più colpito, quindi circa 3 su 4. E quindi considerando anche un po' come la società si è evoluta e considerando che comunque anche l'artrite, a differenza delle altre patologie degenerative come l'artrosi, colpisce in età lavorativa, sappiamo che impatto ha anche nel mondo lavorativo una malattia che comunque incide tantissimo anche sulla qualità di vita dei pazienti ma anche sulla abilità lavorativa. Se si pensa anche alle numerose giornate lavorative che si perdono in un anno,
all'anno, che vanno poi a intasare quelli che sono i costi diretti. Si parla che per l'artrite c'è dei costi di circa 1 miliardo e 400 milioni all'anno, certo, solo di costi diretti, e di quasi 1 miliardo per i costi indiretti. Quindi, poi consideriamo anche donne in giovane età, quindi donne con il carico anche di una famiglia, che impatto possono avere anche con questa patologia. Per quanto riguarda altre patologie, in alcune c'è una maggioranza del sesso maschile, ma fondamentalmente nel complesso le donne sono più colpite. Sì, insomma è vero. E poi ci sono anche quelle malattie, come lei diceva prima, vogliamo elencarne qualcuna che già ce lo siamo detti prima di entrare in trasmissione casualmente però, sì. E mi riferisco alla fibromialgia. Sì, diciamo che la fibromialgia può presentarsi in maniera, diciamo, a sé, quindi chiamata cosiddetta forma primaria, ma molto spesso in queste patologie croniche ad alto impatto sul paziente, per quanto riguarda, diciamo, ovviamente anche il dolore, possono essere delle forme concomitanti. È una patologia, anche questa, ad alto impatto sul sesso femminile, di cui ancora oggi si discute su quelle che possono essere le cause, cioè sostanzialmente si discute perché ancora non si è capito bene qual è il motivo per cui si manifesta. Sono ben noti i meccanismi neurofisiologici che si associano alla patologia, ma fondamentalmente queste sono patologie che colpiscono le persone, quindi con una qualità di vita molto scadente, quindi con disturbi associati anche del tono dell'umore, del sonno, rigidità, stanchezza cronica, a volte anche una stanchezza immotivata, e quindi una dolorabilità che ovviamente impegna tantissimo noi medici, ma in questo caso, essendo anche una patologia con un approccio che deve essere diagnostico del reumatologo, ma dal punto di vista terapeutico multidisciplinare, in questo col dottore Martini penso che anche lui avrà modo di dirlo. Certo. Noi da oltre 15 anni abbiamo istituito un protocollo d'intesa in azienda, laddove comunque percorsi privilegiati che riusciamo a stabilire per i pazienti affetti da artrite, quindi artrite reumatoide, artrite psoriasica e le spondiloartriti, abbiamo anche associato i fibromialgici. Che poi devo dire una cosa, no? Cioè, la malattia reumatica in genere è una cosa in comune, insomma, che è dolorosa, insomma, avere questi... certo. Io faccio l'esempio, 21 pazienti su 20, quindi per dire oltre il 100% dei pazienti viene a visita per una sintomatologia caratterizzata da dolore. Dolore che ovviamente poi va definito. Poi per fortuna non tutti hanno l'artrite, quindi poi certo, nel dolore c'è di tutto, quindi bisogna capire e identificare quel target di pazienti e questo a volte ci intasa anche un po' gli ambulatori, perché sarebbe opportuno anche in un clima di collaborazione cercare, come dicevamo prima, anche all'esordio di applicare quelli che sono i primi esami che vanno fatti per capire se è una patologia infiammatoria e quindi dare la precedenza a quei pazienti che realmente hanno bisogno nell'immediato di una visita. Perché non c'è dubbio che di fronte a un dolore tutti quanti vorrebbero essere visitati subito, però è importante che vengano inviati, proprio per i motivi che dicevamo prima, di intervenire precocemente quei pazienti ad alto sospetto di artrite. Assolutamente. Dolori che molto spesso, lo stiamo dicendo, lo ripetiamo, insomma, vanno ad inficiare la qualità di vita, proprio il quotidiano, no, di queste persone. E quindi chi ne soffre ovviamente può trarre dei grandi benefici seguendo un percorso riabilitativo adeguato, e qui chiamiamo in causa il dottor Martini. Allora, ovviamente perché? Perché capite bene che si cambia proprio, no? Magari poi si possono andare anche a compromettere altri organi che magari non sono direttamente coinvolti in prima battuta, no? Nel tipo di problema. È così? Sì, vorrei però che si precisasse percorso riabilitativo da percorso rieducativo, perché il percorso riabilitativo è un percorso di presa in carica del paziente in tutte le sue necessità, anche familiari, di barriere architettoniche e di problematiche varie. Il percorso rieducativo funzionale è quello classico, tecnico, dove si effettuano le prestazioni. La posso interrompere un attimo? Mi scuso, ma abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, Buongiorno. signora. Da dove chiama, signora? Da Rente. Prego.
Allora, vorrei chiedere un'informazione al dottor Gigliozzi. Prego. Allora, io sono stata anni scorsi all'Università degli Studi di Napoli, al reparto di reumatologia, e mi hanno riscontrato la controcalcinosi, e quindi mi hanno dato da prendere la colchicina, e quindi la devo prendere per tutta la vita. Una domanda. Vorrei chiedere Sì, allora intanto... in che cosa consiste proprio specificatamente, se c'è possibilità di avere qualche miglioramento. Intanto, buonasera, la condrocalcinosi rientra in quel gruppo di malattie dismetaboliche, quelle artriti cosiddette dismetaboliche. E normalmente, intanto credo che lei ne soffra da qualche anno, quindi da quello che lei dice mi lascia intendere che la situazione, come dire, è alternante, quindi ci sono momenti di benessere alternati a momenti di riacutizzazione. La colchicina è un farmaco che si utilizza e normalmente la si utilizza anche in quell'altra patologia. Mi fanno male sempre i piedi. Esattamente, anche se devo dire una delle localizzazioni maggiori può essere quella del ginocchio, laddove sostanzialmente la diagnosi si fa anche con una semplice radiografia, ma ancora più specificatamente con un esame del liquido sinoviale, laddove vengono a determinare la presenza di alcuni cristalli e per differenziarla dall'altra patologia dismetabolica che è la gotta. Allora, il problema della condrocalcinosi sicuramente è una, ecco appunto, non a caso la sua telefonata viene mentre stava parlando il dottore Martini, perché in questo caso si può intervenire con una terapia farmacologica come lei sta facendo, tenuto conto però che nella fase acuta non si può prescindere anche dall'antinfiammatorio non steroideo. E oggi ne abbiamo anche di altri, cosiddetti COX-IB, COX-2, cioè farmaci che hanno una via diretta ma agiscono anch'essi sull'infiammazione con meno impatto anche sul possibile danno gastrico. E poi anche con terapia infiltrativa, fisioterapia, riposo articolare nella fase acuta. Il problema della colchicina non è detto che si debba prendere, come dire, vita natural durante, a prescindere dai possibili effetti collaterali, ma normalmente è una terapia di supporto al FANS o, come spesso succede nella gotta, ai farmaci, diciamo, che inibiscono la produzione dell'acido, delle purine, insomma, in sostanza quei farmaci che bloccano, diciamo, la formazione dell'acido urico. Quindi io non ritengo che la colchicina nella condrocalcinosi sia un farmaco da prendere a vita, sicuramente è un dosaggio un po' maggiore nelle fasi più acute, ma più specificatamente, diciamo, nella gotta che non nella condrocalcinosi. Va bene signora? Altro da chiedere? No? Ok, ha già chiuso, va bene. Allora, comunque il numerino che vedete in sovraimpressione è lì, e qualora vogliate fare le domande noi ci interromperemo subito. Allora, dottor Martini, ripartiamo da dove ci eravamo interrotti, stavamo parlando appunto che in questo caso il fisiatra considera aspetti più il fisiatra complessi, no? Il fisiatra è lo specialista della persona. Esatto. Io ci tengo a questa definizione perché deve tener conto della globalità della persona. Nel caso specifico, ma come in tutti i casi in cui si parla di riabilitazione, la differenza tra percorso riabilitativo e percorso rieducativo, funzionale, terapeutico, come vogliamo chiamarlo, è fondamentale, perché il percorso riabilitativo prende in carico il paziente globalmente, il percorso rieducativo funzionale, come dire, in quel percorso si effettuano le prestazioni tecnico-terapeutiche necessarie al paziente. Una delle problematiche nelle patologie reumatiche che ha spinto me e l'amico Pietro, con tanta buona volontà, devo dire, a quei tempi, senza autocelebrarci, è stato... Che tanto non servono a nulla le autocelebrazioni. No, non servono a nulla. Poi c'è il fattore campo, come diceva un mio amico, come dice ancora un mio amico ortopedico. Ma sentiamo questa telefonata? Sì. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Potenza. Prego signora. Chiamo da Potenza. Sì,
Perfettamente, può fare la sua domanda. Volevo parlare con il dottore Gigliotti. Prego. Allora, ho 54 anni, sono andata in menopausa che avevo 34 anni. Mi hanno trovato una polientesite acrocianosi e l'endoartrite. Io faccio ogni giovedì il metatrexate. Sì? E poi la polina e il cortisone. Sì? Qual è la domanda, signora? Allora, io vorrei sapere dal dottore Gigliotti se va bene la terapia che sto facendo, perché io la faccio ogni settimana. Ho iniziato i primi di marzo. Di questo anno? I primi di marzo di quest'anno? Sì, questo anno ho iniziato. Allora, sicuramente Sì, sarà marzo stato... di quest'anno. Sì, Faccio il metatrexate da 10 mg. sì, sottocute, quindi a fiale. Punture, non compresse. Sì. Allora, guardi, lei aveva, No, punture faccio. lei aveva esordito parlando di un aspetto che pensavo si rivolgesse invece alla domanda, cioè sul discorso della menopausa precoce. Lei non c'è dubbio che è andata in menopausa precoce, credo una menopausa spontanea, ancorché potrebbe essere anche una menopausa chirurgica. E diciamo che sono oltre 20 anni che lei è in menopausa. E diciamo che a prescindere dal discorso se è stato indagato o meno un'osteoporosi e a che livelli è, ed è una cosa che andrebbe fatta, visto anche la presenza di questo fattore di rischio che è la menopausa precoce, ci sono anche altri fattori di rischio, perché se le è stata diagnosticata un'artrite, tanto da metterla in terapia immunosoppressiva con metotrexate e con gli steroidi, anche questi sono farmaci che hanno un'azione osteopenizzante. Quindi sul discorso dell'immunosoppressore, del metotrexate, credo che chi glielo ha dato sicuramente avrà individuato una necessità legata a un suo stato infiammatorio dal quale deriva l'artrite. Però io non escluderei l'altro aspetto importante, e questo dimostra che anche lei è il classico esempio: in una paziente o in un paziente possono essere presenti contemporaneamente più di una malattia reumatica. Per cui, in considerazione del fatto che lei ha una patologia cronica per la quale sta facendo questa terapia immunosoppressiva, andrebbe anche studiato l'aspetto, diciamo, osseo, e quindi il metabolismo dell'osso, per valutare se è necessario anche intraprendere una terapia, diciamo, come dire, a supporto per un'eventuale osteoporosi o un'osteopenia. Se non c'è, comunque va monitorata, perché questi sono farmaci che aumentano un pochino il turnover osseo e quindi aumentano quelli che sono il riassorbimento stesso anche del calcio. Quindi terapia opportuna, controllo e monitoraggio anche dei farmaci che vanno monitorati, e aggiustamento posologico e indagini ulteriori riguardanti l'osteoporosi. Tutto chiaro, signora? Sì, ma io volevo dirgli pure al dottore Gigliotti che c'è un'osteopenia pure, è una spondaloartrite. Quindi l'osteopenia evidentemente è stata già accertata con un esame. Superiori. Sì, evidentemente lei ha fatto una mock DEXA che ha stabilito che c'è una riduzione del calcio inferiore a quei valori cut-off che ci portano, diciamo, a diagnosticare un'osteoporosi intorno fra -1 e -2,5. Ciò non toglie che oggi la MOC è importante a supporto della diagnosi, ma quello che è importante, è un messaggio che devo dare, sono quelli che sono i fattori di rischio, perché tante volte una MOC normale in un paziente che ha presenza di altre comorbidità può invece essere indicativa di un'osteoporosi, come dire, ad alto turnover, che va curata ancorché la MOC è normale. Quindi è importante stabilire anche quelli che sono i fattori di rischio, così come a volte anche il contrario, in rapporto all'età, una MOC in cui c'è un'osteoporosi avanzata potrebbe anche in quel modo essere solo monitorato e non messo in terapia. Bene, grazie al dottor Gigliotti, grazie alla nostra amica telespettatrice, le facciamo tanti auguri, che tutto possa andare per il meglio. Noi ci fermiamo brevemente per sentire i consigli di qualità e di convenienza delle nostre aziende e ritorniamo tra pochissimo.
Rieccoci, bentornati in studio. Allora ricordo, stiamo parlando di reumatologia e di riabilitazione, e proprio a proposito della riabilitazione dicevamo che è un aspetto importantissimo, perché abbiamo detto che purtroppo le malattie reumatiche sono invalidanti, hanno un impatto come dicevamo all'inizio, insomma, elevato in termini di qualità di vita. Quindi la figura del dottore Martini, che lui diceva io mi prendo in carico il paziente nella sua complessità, nella sua complessità, perché il protocollo fatto con Pietro anni fa, tanti anni fa, era nato da due necessità fondamentali. La prima è questa programmazione dell'assistenza globale del paziente, la seconda, che è stata anche detta nei discorsi di prima, inframmezzata, è il fattore tempo. Certo. Perché se un paziente viene visitato, inquadrato perfettamente dal punto di vista reumatologico e poi impiega 3 mesi per accedere a un servizio o di più, molte chance le perdiamo in quel lasso di tempo. Il protocollo, che è stato ratificato e codificato ASP, quindi non è solo un'iniziativa di buona volontà individuale come è stata altre volte con altri colleghi, questo è proprio codificato. È nato con questo spirito, ma poi è si stato è ufficializzato, codificato, ovviamente. purtroppo è nominativo, Certo. nel senso che sono i nostri 2 nomi, quindi andando prossimo in pensione io spero che qualcuno lo continui come fisiatra. C'è un accesso, ce lo auguriamo, insomma, ce lo auguriamo. C'è un accesso diretto, non ci sono le liste di attesa, perché è un percorso assistenziale aziendale codificato, per cui i pazienti si muovono dalla diagnosi reumatologica, che chiaramente compete al reumatologo, passano direttamente, senza un tempo accesso diretto. perdere, un accesso diretto al controllo fisiatrico per l'impostazione del programma riabilitativo. Il programma riabilitativo è un progetto-programma che prevede la presa in carico delle necessità del paziente, non solo delle terapeutiche del dolore o della rigidità articolare o della contrattura muscolare, ma anche, dove è possibile, con i mezzi che abbiamo, della possibilità assistenziale programmata. Certo, anche perché immagino lei debba fare anche insieme ai suoi collaboratori, ne ha collaboratori? Sì. Immagino proprio Qualcuno di sì. è rimasto, sì. Ecco, no. Quelli che sono andati Sì. in pensione nel tempo non sono stati sostituiti, ma come credo sia una problematica generale, speriamo, aziendale, più che del servizio di cui sono Certo. responsabile. Sì, il servizio, l'unità operativa, in questo contesto di operatività specifica, c'ha le fisioterapiste, l'assistente sociale, l'infermiera, c'ha perché tutto quello che serve dovete per... anche essere anche un po' psicologi, perché immagino che spesso arrivino dei pazienti anche giù d'umore, voglio dire, quasi sempre immagino. Esatto, quindi. quasi sempre. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Adriatico, mi scusi. Prego signora. Volevo fare una domanda al professore. Allora, io sono piena di artrosi, osteoporosi, ce le ho tutte in sostanza, no? Ho fatto le MOC, sono proprio fuori norma in tutte le maniere, ho fatto delle cure e niente. E adesso facendo sempre le altre cose, risonanze, mi dicono che ce li ho, i dolori me li devo tenere. Però adesso è un periodo, mi fa male il ginocchio, ho fatto la lascatura al ginocchio, dice che ho la decalcificazione, non lo so, che bisognerebbe operare. In più questi dolori ce li ho, ma la sera, io telefono per questo, la sera quando vado a letto io comincio a sentire una caloria proprio ai piedi e non riesco neanche a sopportare le lenzuola e non so come tenere i piedi da una parte all'altra perché mi fanno male, cioè sento bruciore ai piedi. E non so che cos'è quest'altro problema, questo mi è uscito da poco, oltre ai dolori che ho sempre avuto, discopatie, diciamo ce le ho tutte, ernia del disco, non lo so che cosa devo dirle più. Ho fatto cure, ho fatto una cura per 1 anno di punture, una al giorno e poi dopo sono passata alla Possiamo chiederle quanti anni ha signora? Io ho 65 anni adesso, però è 10 anni che ne soffro. Allora, dottor Gigliotti, cosa rispondiamo?
Classico esempio di una persona con più, diciamo, patologie, e sono patologie sicuramente... Sì. Allora, Io non la sento bene. allora signora, facciamo un consiglio che le do. Bassi l'audio del suo televisore. Sì, è abbassato. Ecco, cerchi di sentirci attraverso il telefono, va Sì, bene? Va bene. Prego. Stavo dicendo, lei è il classico esempio di una persona con più patologie reumatiche, e se vogliamo intenderle reumatiche, Ho fatto pure gli esami sono fatta dal reumatologo, Sì? e mi ha segnato degli esami da fare, però diciamo, non lo so, da questi mi esami, bruciano i piedi da la questi sera, quando esami, vado a letto, non riesco a sopportarli sulle lenzuola. ascolti, da questi esami ritengo che abbia escluso un'artrite, quindi sicuramente da quello che lei è esposto, a parte l'osteoporosi, a parte l'artrosi diffusa, generalizzata, a parte anche le ernie, diciamo, è un problema diciamo, che riguarda anche la sfera ortopedica, se pare che, come ha detto, sia stato messo anche in programma un'eventuale anche protesi di ginocchio. Ma il dolore ai piedi può avere 1000 sfaccettature, perché quando lei mi parla di bruciore, il bruciore entra un po' in quello che noi consideriamo il dolore neuropatico, quindi sicuramente lì c'è una grossa componente neuropatica, cioè laddove non tanto le articolazioni, le ossa o i tendini sono interessate a terminazioni nervose periferiche. Adesso lei ha delle ernie, quindi considerare magari che questo sia un problema secondario alle ernie non credo, perché in genere se c'è un interessamento legato alla colonna e alle ernie, generalmente è lo sciatico che viene... La colonna è rovinata. Appunto, e quindi è una neuropatia periferica. Fa male forte, punture, voltarelle... Esattamente, e lì entra in gioco, diciamo, molto, ecco, casca proprio a puntino, questo anche il fisiatra, che dà delle indicazioni anche su quelle che devono essere sia le norme comportamentali, immagino anche se c'è un eccesso ponderale, quindi perdere peso, evitare gli sforzi. No, non peso molto perché sono 52 kg. Benissimo, perfetto, quindi già... E ho la tiroide. Vabbè, quindi Già c'è possiamo anche un altro scartare problema. qualcosa. Sì, appunto, quindi comunque in ogni caso questo ci sono anche dei farmaci, chiamiamoli anche integratori, ma farmaci anche di una certa rilevanza e potenza, che agiscono anche, per non fare pubblicità qua in televisione, però dei farmaci che hanno un'azione e un'indicazione anche sul dolore misto, cioè il dolore sia nocicettivo, quindi articolare, sia il dolore neuropatico, come lei immagino abbia, cioè il bruciore, legato al bruciore. Quindi sicuramente ci sono anche delle opportunità terapeutiche che io mi giocherei se già i colleghi non lo hanno fatto. Ecco, quindi insomma fare una terapia mirata per questa cosa che potrebbe avere delle componenti E quale esame mi dovrebbe far fare il mio medico? Insomma, io non so Cosa quali devo lei ha fare in più? Non lo so cosa devo io non so quale lei ha fatto, però sicuramente se lei mi parla di tiroide adesso non so anche la sua situazione vascolare degli arti inferiori com'è, quindi insomma, ho tutte le vene varicosi su una gamba. Quindi comunque insomma diciamo l'approccio deve essere come dire, il direttore d'orchestra in questo caso è il suo medico di famiglia, e quindi è lui che deve... Come? Il medico mi dice, purtroppo il celiaco se le deve tenere, vabbè. Ma questa è una cosa brutta però che insomma un paziente si sente dire, signori dottori, cioè ma come ce le ha te le mi rispondono così, io sono fortunata con i dottori, mi scusi, che lo devo proprio dire, perché vado da un reumatologo e neanche mi guarda, neanche mi fa le domande, vado da là e è la stessa cosa. Poi mi segnano esami, mi segnano molte, poi gliele porto e sempre la situazione è questa, mi dicono che devo convivere, quando c'è il dolore forte prendo punture, antidolorifici e io sono sempre così. La mattina quando mi sveglio le mani che mi fanno male, non posso neanche per tenere un bicchiere, quello che mi fa male. Signora, ascolti. No, ascolti un attimo, siccome noi qua abbiamo oltre alla presenza del reumatologo anche la presenza di un fisiatra, dottor Martini, in questi casi potrebbe aiutare la signora un approccio anche di tipo di percorso riabilitativo, allora, non lo so. Questa è una situazione... Ho provato, dottoressa, sono andata all'ospedale di Tropea a fare la fisioterapia, ma non è... il problema ascoltiamo cosa ci dice il dottore Martini. Il problema non è fare la fisioterapia, il problema è fare diagnosi. La diagnosi non è un momento... Non mi hanno saputo fare una diagnosi
diagnosi ancora. Signora, però lo faccia parlare, poi parlerà lei. Un attimo, così sentiamo. Il problema, anche dovuto all'ipercarico di richieste di visite, sono i tempi che un medico ha a disposizione per poter fare una diagnosi. Parlo soprattutto chiaramente della specialistica io, perché poi la medicina di base i tempi se li deve gestire da soli. Il problema di molti dolori è il fatto che la persona in genere viene visitata a livello segmentario. Lei ha un dolore al ginocchio, le visitiamo il ginocchio. Troviamo o non troviamo, questo poi è una cosa che si vedrà. Il discorso non viene mai visitata la persona, perché molte problematiche di dolori articolari, muscolari, tendinei, fermo restando, ed escludiamo chiaramente la diagnosi di malattia reumatica con queste sintomatologie, dipendono da un assetto posturale della persona. Oggi va tanto di moda parlare di postura, ma poi mi permetto di dire in giro ne vedo poca applicata realmente, perché il carico sbagliato o un carico fuori asse gravitario, cerco di usare parole che siano comprensibili, aumenta la tensione sui tendini e sui muscoli, quindi affaticamento, dolori muscolari e anche usura articolare possono dipendere da carichi sbagliati, da carichi disposti male, asimmetrici, per lungo tempo mantenuti. Mi permetto di dire, perché se no ritorniamo a quel discorso delle autocelebrazioni, per mia abitudine e per un dover avere linguaggio comune con altri specialisti, perché se non hai un linguaggio comune diventano due visite, ma non diventa un'azione, allora ce li visitiamo da sempre e sempre spogliando il paziente e lasciando in mutande il maschietto e in reggiseno e mutande la femminuccia, perché va visto l'insieme. Io dico in generale, perché i dolori, soprattutto fibromialgici, torniamo un attimino alla patologia che è stata accennata prima. È vero, la fibromialgia è di non facile inquadramento, ma è pur vero che se non è precisamente fatta una diagnosi di fibromialgia, diagnosi di algie disfunzionali da squilibri posturali si sovrappongono ad una sintomatologia simil fibromialgica. E allora il fibromialgico è un fibromialgico o un disfunzionale posturale? Perciò servono i protocolli d'intesa. Certo, sostanzialmente insomma, abbiamo sentito, signora, il dottore Martini dice che ci si parli tra colleghi, no? Magari i medici che la hanno sotto cura, magari dovrebbero anche parlarsi un po' tra di loro. No, non si parlano, non c'è, non glielo so dire, dottoressa, guardi, io trovo... O saranno qui, tra l'ospedale di Vibo e Tropea non servono un tubo? No, questo no, assolutamente. Tante volte, signora, è proprio quello che manca, no? Vedere un approccio insomma, a 360 gradi, proprio in base a quello che dice il dottore Martini. Però una cosa, signora, ce la deve promettere, lei non si deve scoraggiare. Io sono scoraggiata perché sono 20 anni che lotto e non sono riuscita a venirne a capo di una diagnosi ben precisa di quello che ho e di quello che non ho. Ed è questo che mi fa rabbia, perché da una parte mesi per una visita specialistica, dopo entro e 2 minuti e non trovo soddisfazione, cioè nel senso che vengo consigliata, punture, e io sto sempre uguale, e non peso molto, anche la tiroide, chiedo sempre al dottore, dice signora, lei non funziona, è disagiata, è qui, è lì, io ho problemi da tutte le parti. Non riesco a venirne a capo né con la tiroide, né con i dolori, né con gli intestini, non lo so, mi sono rivolta anche a specialisti privati, ma non c'è stato verso, mi hanno rovinato del tutto quelli privati, glielo devo dire la verità. Con l'elettrostimolazione che mi hanno fatto per l'intestino mi hanno rovinato del tutto, che ho dovuto subire un intervento e sempre non ho risolto il problema. Non lo so da chi mi devo rivolgere. Questo è il problema.
Io lo so, e lei ha tutte le ragioni, insomma, perché ha motivo per essere, però io dico che Sono scoraggiata. è importante anche dar fiducia, magari avere anche la fortuna, tra virgolette, di perché poi ci sono anche le varie scuole di pensiero tra voi medici, no? Questo lo dobbiamo dire. Ci devono anche essere. Ed è giusto che ci siano, per cui ecco, qualcuno che abbia nei riguardi di questa nostra amica telespettatrice un approccio diverso, che sia più completo. Grazie signora, grazie di averci chiamato. Grazie a voi, grazie, vediamo quello che posso risolvere, grazie. Tanti auguri per lei. Grazie, grazie. Insomma, è così, è così. Volevo inserire un attimino anche per concludere il discorso della signora, perché è abbastanza frequente anche situazioni del genere, alcune le specificava anche il dottore Martini prima sul discorso che non ci si parla. Al di là del fatto che spesso più che non parlarsi ci si scrive, quindi un po' dalle diagnosi fatte dagli altri specialisti si cerca di interpretare un po' qual è il percorso da fare, però a volte anche in questo c'è una carenza perché si scrive poco e si parla zero. In ogni caso, comunque, oggi come oggi, anche in queste patologie che possono essere legate a 1000 motivi, qui abbiamo capito che le cause possono essere diverse, quindi diciamo il dolore non è dovuto solo ad una causa, ma possono essere più cause che concorrono a perpetuare questo dolore, e sta prendendo sempre più piede quella che è la terapia del dolore, quindi io vorrei darle anche un attimo di speranza, perché comunque anche in questo caso anche gli algologi, cioè coloro i quali comunque si interessano anche di quelle che sono anche le patologie disfunzionali a livello comunque algologico, possono intervenire con farmaci sia per via sistemica e mirati allo scopo e mirati al sintomo, sia anche per via locale che potrebbero anche farla stare meglio. Quindi se già non lo ha fatto, anche questo approccio che noi abbiamo anche con i terapisti del dolore, anche presso la sede anche dove presta servizio il dottore Martini, c'è un'ottima anche terapia del dolore, ma adesso è stata costituita anche in Calabria la rete del dolore, e quindi comunque di questo si parla, perché è di questo sul quale ci questo dobbiamo, è molto importante, ci dobbiamo fatto bene confrontare. a ricordarlo, perché in tanti casi, come nel caso della nostra telespettatrice con la quale abbiamo appena parlato, magari potrebbe risultare utile, no? Recarsi verso uno di questi centri e cercare insieme appunto di trovare una soluzione, no? Perché molte volte un po' perché ci sono più concause, insomma un po' perché ci sono delle diagnosi che forse non sono state mirate, non sono state ben identificate, eccetera, fatte, e allora magari il paziente rimane però con i problemi che non sono, insomma, facili da sopportare. E quindi qua anche lei, dottore Martini, penso che in questo avrà molti suoi pazienti anche che ricorrono, no? Sì, a questo tipo di terapia. alla terapia del dolore, c'è il centro del dolore a Serraspiga dove c'è l'unità operativa di cui sono responsabile, ma ci sono vari, diciamo è un polo riabilitativo integrato da altre unità operative, ma anche a Rogliano c'è all'ospedale la terapia del dolore, c'è un reparto. Un centro hub. Magari quindi cioè, abbiamo possibilità. Per la zona di Cosenza ovviamente, ma per gli amici che ci ascoltano da tutta la Calabria dovranno poi cercare di individuare i centri a loro più vicini. Certo. Il problema dolore è quello che porta il paziente dal medico. Il problema è che appunto il dolore va inquadrato, se rientra in patologie reumatiche va gestito nelle patologie reumatiche, anzi nella fase di stato, cioè quando la patologia è un po' in remissione, perché in fase di acuzie il paziente deve solo fare terapia farmacologica seguita dal reumatologo. Noi siamo tenuti a intervenire prontamente laddove c'è la remissione per tutto quello che è l'igiene articolare, il recupero posturale, il miglioramento articolare, come posso dire, il tono dell'umore, lo ha accennato Pietro, è importante, perché il paziente quando migliora un pochino si riprende e spinge, quindi spinge verso il recupero. Perché insomma anche la collaborazione stessa ma se non c'è quella, sono pillole somministrate, sono pillole di terapia che somministriamo, non stiamo facendo un percorso terapeutico. E poi c'è la valutazione sempre di eventuali ortesi, soprattutto ecco, nel caso della signora che non c'è un'indicazione ortesica, ma dolore ai piedi, possono essere, come dire, ortesi ci riferiamo per esempio sì, ai plantari, no? possono essere migliorate
appunto da prescrizione di plantari, ortesi anche per funzionalità delle mani. Certo. Quindi che in tutti i casi rientrano in un sempre nel programma riabilitativo, quindi vengono prescritte direttamente, non c'è bisogno di andare a fare un'altra visita per la prescrizione. Anche perché sto fatto di andare su e giù, avanti e ma se indietro, no, insomma, l'accesso diretto è fantastico per questo, soprattutto per questi pazienti che poi hanno grosse Dottoressa, difficoltà. noi abbiamo in Calabria, ma credo anche un po' in tutta Italia, un problema di base, mi permetto di dirlo perché me lo disse a suo tempo uno dei miei professori di management sanitario, mica perché lo dico io. Non si deve lavorare per prestazioni erogate, bisogna lavorare per azioni programmate, per cui chiaramente che vengono fuori in misura maggiore da studi epidemiologici locali, allora c'è un'incidenza alta di problematiche reumatologiche, necessitano di riabilitazione, allora va fatto un percorso assistenziale per quei pazienti. No, se no, continuo come diciamo, fanno 4 visite, ma l'ortopedico lo vede da ortopedico, il fisiatra lo vede da fisiatra, ognuno di noi lo vede per come è la sua impostazione professionale, ma non è mai completo, perché manca sempre qualcosa. Purtroppo andiamo per prestazioni. Certo, prima di dar la linea alla pubblicità, vabbè, immagino voi ormai collaborate insieme da tanto tempo, per cui ormai sapete tutto. Quante volte vi sentite al giorno? No, non ci sentiamo, non c'è neanche bisogno di sentirsi. No, vabbè, per un saluto, perché ormai a livello professionale siamo sapete... anche vicini di ombrellone al mare. Va bene, amici, la pubblicità per noi, ascoltiamo i consigli di qualità e di convenienza delle nostre aziende. Non cambiate canale perché abbiamo la terza parte poi conclusiva della puntata che sta risultando essere veramente molto molto interessante. A tra poco. Bentornati amici, allora siamo in compagnia del dottor Pietro Gigliotti, reumatologo, del dottor Giovanni Martini, fisiatra, e stavamo parlando dell'importanza, prima che ci interrompessimo, stavamo parlando dell'importanza di questo lavoro di rete che deve esistere, che è necessario, no? Tra i vari specialisti, in questo caso tra il reumatologo, tra il fisiatra, tra che ne so, il medico di medicina generale, l'ortopedico, insomma, non fare delle visite così solitarie che rimangono fini a se stessi, ognuno per la propria specialità, ma parliamoci, insomma questo è il messaggio che deve passare per questo tipo di patologie. Sì, non essere dei cincinnati chiusi nei propri orticelli. La rete è importante, è inutile ripeterci, perché permette un percorso assistito, io lo chiamo, o protetto, come si suol dire tecnicamente, nel senso che il paziente non è che lui deve andare alla ricerca, il paziente viene indirizzato in quegli step clinico-terapeutici di cui necessita. È fondamentale perché questo è il modo preciso per arrivare ad una diagnosi. Mi permetto di dire e ripetere, la diagnosi è clinica, la diagnosi è medica, nessun altro. Certo. Che non siano medici può fare le diagnosi, certo, e questo c'è soprattutto, adesso stiamo rimarcando questa cosa proprio in virtù dell'ultima telefonata che abbiamo ricevuto di questa signora che insomma alla fine ci ha esposto una serie di problematiche e quindi è venuto fuori quest'altro aspetto. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Dalla provincia di Messina. Prego. Senta, io avrei bisogno di fare qualche domanda ai due medici che ci sono in trasmissione. Io le do un consiglio intanto, se cortesemente lei potesse abbassare l'audio del suo televisore per un migliore ascolto. Sì. Va bene? Pronto? Ecco, adesso è perfetto, parli pure. Allora, io è da anni che soffro di un'artrite reumatoide e con una vascolopatia già eclatante.
E nel 2012 ho subito un intervento di una lamidectomia alla colonna e nel mese di luglio ero in cura con il centro reumatologico di Potenza. Purtroppo il dottore Fiore non sta tanto bene e per cui mi sono rivolto all'ospedale Sacco di Milano. Cosa che non ho avuto, ho avuto una grossa delusione perché non mi hanno fatto né una diagnosi, niente poco mi hanno dato una cura che mi potesse... Efficace, insomma. No, efficace, quantomeno attenuare i problemi che ho. Certo. Ora, io anche in sede privata vorrei avere un consulto per spiegare e per far vedere... Per esporre il suo caso, insomma. Ecco, sì, per esporre il mio caso Certo. e per vedere se è possibile avere qualche farmaco che mi possa fare andare avanti nei miei pochi anni, perché ho 75 anni. Perché pochi? Non mettiamo limiti alla provvidenza, ecco. Dico pochi perché ci sono tante di quelle patologie che non sto neanche a descrivere. Sono un monorene perché ho avuto un tumore a un rene. Ho un'insufficienza cardiorespiratoria perché ho fatto il sommozzatore subacqueo e ho avuto trembolie. Per cui sono tanti quei problemi che... Allora, sentiamo un attimo, mi scusi signore, voleva dire qualcosa il dottor Gigliotti e poi subito dopo la trasmissione le può chiamare per avere i recapiti telefonici. No, intanto sicuramente lei è un paziente che noi definiamo complesso, nel senso che comunque le varie e importanti patologie di cui soffre probabilmente sono anche da ostacolo anche alle varie terapie che magari sono o erano necessarie per le patologie di cui ha detto soffrire. Ciò che mi sembra un pochino strano è il fatto che comunque lei ha avuto la possibilità di rivolgersi a due strutture di eccellenza che ci sono a livello nazionale, sono appunto il Dipartimento di Reumatologia di Potenza, laddove lei diceva Fiore, ma forse immagino si riferisse a Olivieri, al compianto Ignazio Olivieri, mio carissimo amico e purtroppo ci ha lasciato da poco tempo, che ha creato questa struttura diciamo importante nel meridione dove comunque tutti quanti abbiamo collaborato e quant'altro, e al Sacco di Milano dove comunque è il centro di eccellenza e di riferimento anche per il discorso che si faceva prima della fibromialgia ma delle malattie reumatiche in genere. Allora io mi chiedo, probabilmente lei ha delle diagnosi, sicuramente ha una diagnosi di artrite reumatoide, non so con quali farmaci. Dottore, la posso interrompere un attimo? Mi dica. Mi dica. Se lei mi parla professore Fiore. Ho tutto il rispetto Olivieri. Allora il professore, mi scusi, allora il compianto professore si chiama Oliverio. Olivieri, va bene. Sì, avete ragione. Sì. Dico, sì, Olivieri. Va bene. Ecco, io sono rimasto entusiasta per la grande professionalità sia sua che di tutta la sua equipe. Sì, però il problema, lei dice, a me non hanno risolto, io non ho risolto il mio problema. No, guardi, non vorrei essere frainteso. Il problema non è stato risolto in quanto io ho interrotto il rapporto perché il dottore Fiore e il dottore Olivieri è venuto a mancare e perciò mi hanno indirizzato al Sacco, ma devo dire che il Sacco
a confronto al centro del dottore Olivieri non ha niente, ma niente a che vedere. Senta, scusi, lei... come organizzazione e come tutto. Senta, scusi, posso interromperla? Posso interromperla io? Deluso. È rimasto deluso. Sentiamo il dottore Gigliotti. Volevo capire, della provincia di Reggio Calabria? Lei ci chiama dalla provincia di Reggio, signore? No, la provincia di Messina. Ah, Messina, Messina. allora avevo capito bene. No, io per dovere di cronaca le devo dire che comunque anche... No, io dalla provincia di Messina, il paese si chiama Patti. Patti, benissimo. Io le volevo dire che comunque c'è anche una grossa tradizione dal punto di vista reumatologico anche in alcune strutture che sono alle vicine. Parlo di Catania, di Messina stessa, di Reggio Calabria. Io non so se ha contattato, ma è doveroso dirle che spesso anche in questi viaggi della speranza che si fanno sono gli stessi colleghi, diciamo, delle strutture di eccellenza, no? Potenza, Milano, Roma, che poi indirizzano da noi, quindi comunque ha dei punti di riferimento anche in zona. Quindi credo che comunque se non li ha contattati sicuramente li potrà contattare, uno per tutti il Bianchi Melacrino a Reggio Calabria, nella provincia di Reggio anche a Locri, ma voglio dire Messina stessa, Catania, hanno una tradizione decennale nel campo reumatologico, quindi comunque se poi già li ha contattati e non ha avuto risultati, io penso che valga la pena anche insistere, perché sicuramente la collaborazione anche con Potenza riguardava anche quel territorio dove lei risiede. Capito? Lei sta dicendo delle sacrosante verità, però io sia a Messina sia a Catania non ho avuto nessun risultato. Comunque anche forse, dottor Gigliotti, in questo voi dottori me lo potete confermare o meno, è anche il tipo di... complessità del paziente, sì. Complessità legata al fatto, se posso permettermi, la telefonata sicuramente ci dà lo spunto di dirlo, nella rete, e soprattutto per patologie quelle di cui stiamo parlando, entrano in gioco anche tanti altri fattori. Lei mi parlava di una vasculopatia, però ci sono anche delle problematiche legate alle malattie autoimmuni, così definite anche vasculiti, là dove tutti gli organi possono essere interessati, sono malattie molto complesse, quindi non c'è solo l'ortopedico, il fisiatra e il terapista del dolore, noi spesso ci confrontiamo anche con i dermatologi, con gli oculisti, con i gastroenterologi, con i nefrologi, per tutte quelle che sono le implicazioni legate a patologie sistemiche, quindi a grosso impatto sistemico. Quindi non c'è dubbio che il caso specifico del signore ci chiama da Patti riguarda un approccio che dovrebbe essere non monospecialistico, lì ci dovrebbe essere quella che è auspicabile esista, una equipe multidisciplinare e guardi, badi bene che a livello nazionale in queste malattie che sono croniche rientrano un po' in quello che è il programma della cronicità, laddove in questo piano della cronicità vengono, diciamo, investite delle risorse per creare queste equipe multidisciplinari, perché la presa in carico in questi casi è multidisciplinare, perché purtroppo, ripeto, ci sono alcuni farmaci che magari non possono essere utilizzati perché potrebbero recare danno ad altri organi dei quali lei... Perfettamente. Va bene? Bene, allora signore, sì, voleva aggiungere qualcosa per lei il dottore Martini, prego. Volevo aggiungere il fatto che, ascoltando la telefonata del signore, sì, mi è sembrato di sentire che ha effettuato una laminectomia. Dico bene? Esatto. Allora, la laminectomia si effettua per decomprimere il midollo spinale, magari compresso da un'ernia, non so per quale motivo lei ha fatto una laminectomia. Glielo dico subito, sì. Dottore. Dica. C'era un restringimento del canale midollare con è chiaro, è chiaro, è chiaro. Ora il motivo serve a poco, il discorso invece che volevo completare io è questo. Subita una laminectomia, lei ha sicuramente un assetto vertebrale
non più come dire, fisiologico, già non lo era perché l'ha portata a fare una laminectomia, per cui tutti i suoi dolori da patologie sistemiche, da artrite reumatoide, sono peggiorati dal suo assetto vertebrale, dal suo assetto posturale. Tenga presente pure che, se dico bene, qui poi c'ho il mio amico maestro, l'artrite reumatoide colpisce principalmente le articolazioni, molto meno, quasi niente, la colonna lombare, dorso lombare, che è magari interessata ad altro tipo la polimialgia reumatica o da spondiloartrite. Quindi sicuramente la sua patologia complessa ha anche quella componente che accennavo prima di assetto posturale della sua persona, perché se non si studia anche quello, i suoi dolori dovuti alle patologie sistemiche di cui parlavamo prima saranno accentuati o non riusciranno ad essere controllati in regressione al meglio. Grazie dottor Martini e grazie a lei signore Di Patti in provincia di Messina, grazie, le facciamo tanti auguri, speriamo che quanto prima possa risolvere le sue problematiche, magari alleviarle. La possibilità di mettermi in contatto con questo... Come no? Come no, a fine trasmissione lei può richiamare il nostro centralino, ma abbiamo poi un numero diverso ragazzi, me lo date dopo? Perché... Allora signore può chiamare all'84 6000, 84 6000, prefisso 0984. Grazie. Ok? Ripetiamo, cioè, mi sento io di sottofondo nel televisore del signore. Va bene. Grazie, tanti cari auguri. Se era possibile volevo intervenire, visto che si è parlato di rete, perché mi sembra doveroso anche dare una notizia e sfruttare anche la presenza, diciamo, in diretta anche. Da qualche giorno è stata pubblicata sul Bur Calabria anche la bozza, quello che dovrebbe essere il decreto attuativo della rete reumatologica regionale. Questo lo dico perché è stato il frutto anche di anni e anni di lavoro, grazie al nostro impegno anche dei colleghi reumatologi calabresi, ma ancora di più delle associazioni dei malati, in particolar modo ci tengo a dirlo la signora Celano, Antonella Celano, che è la presidente di una delle due società, di una delle due associazioni, che è l'associazione APMAR, Associazione Persone con Malattie Reumatiche, ancorché al tavolo tecnico ha partecipato anche l'ANMAR per dovere di cronaca. Perché grazie a questi, diciamo, incontri, a queste sedute, si è arrivati a fare un piano di massima che dovrebbe in qualche modo gettare le basi per rendere finalmente operativa quella che è la rete reumatologica assistenziale con tutti i vari step. Ci saranno sicuramente poi delle limature da fare, saranno anche delle cose da fare anche a livello locale, ma sicuramente averla come dire, decretata e successivamente anche con i dovuti anche, le dovute anche modifiche ci permetterà, se si investirà ovviamente nella rete, di poter finalmente parlare e dire e mettere in pratica quelle cose normate a questo punto, diciamo, con la possibilità di farlo in maniera alla luce del sole, quei percorsi terapeutici, diagnostico-assistenziali e riabilitativi, quindi con l'approccio multidisciplinare e la presa in carico finalmente del paziente. Perché sennò tutte queste cose che noi diciamo alla fine poi non si traducono nell'atto quotidiano perché non hanno diciamo, a monte un assetto organizzativo che possa mettere nelle condizioni il paziente di essere al centro di un percorso diagnostico, ma soprattutto terapeutico, assistenziale e non ultimo riabilitativo. Assolutamente sì. Telefonata per noi, pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove chiama? Buonasera. Da dove chiama? Sono dalla provincia di Vibo Valentia. Ok, prego. Senta, io ho un problema. Ho un'artrite reumatoide da circa 20 anni e adesso si aggrava. Avete un ospedale a cui mi potrei ricoverare? Ospedale di Tropea, dove c'è il dottor Landolina che da anni si occupa di queste patologie. Massimo Landolina. Io glielo devo dire perché lei giustamente mi ha fatto una domanda e quindi non faccio pubblicità, anzi credo di dare un servizio. Assolutamente sì. Ma, voi non avete un ospedale?
Allora, a Tropea le ha detto, non so se è arrivato bene l'audio. Allora, lei... Ma guarda, a Tropea io mi sono già recuperato. Ah. Ma però 0 porta 0 i conti sono fatti. Io vorrei sapere... Vuole cambiare ospedale? A controllarmi l'organo, che queste malattie non mi tocca l'organo, cioè fegato, cuore... Ascolti, guardi, questo è non credo che sia possibile il ricovero per fare una indagine. Ma senti, se non c'è un ricovero, vai camminando, uno ti dice una cosa, uno ti dice un'altra. Lei dice io mi ricovero, mi mettono sotto e mi fanno tutta una serie di controlli, però giustamente dobbiamo andare insomma, a fare azioni mirate, no dottor Gigliotti? Non sì, possiamo... esattamente, Ecco. poi il fatto stesso che lei ne soffra da 20 anni, bisogna intanto Perché capire... solo con un ricovero ti fanno tutti gli accertamenti sì. e loro ti dicono perché questa malattia quando ti prende l'organo è finita. Esattamente. Però il fatto che lei ne soffra Uno da può 20 fare il anni... bandito che è quasi morto. Come? Un amico? Infatti di queste malattie si può anche morire, quindi dobbiamo sfatare anche un tabù intorno a queste malattie. Queste malattie, se non curate bene, possono anche portare non solo a disabilità, ma anche a morte. Ecco. E come le cura bene se non c'è... Perché queste malattie almeno ogni 2 anni ci dovrebbe essere un ricovero, perché il ricovero ti mettono in ospedale, ti mettono in dieta, ti fanno un uomo. E poi andare avanti. Va bene. Senta, Sarebbe ma... Così auspicabile. ti fanno andare avanti e indietro. Ma senta signore, lei ha detto che lei si è ricoverato presso l'ospedale di Tropea, giusto? Sì, ma però mi hanno detto 0 portatori contro fatti. Ma che vuol dire 0 portasera? Cioè nel senso che l'hanno... Cioè nel senso... Non ha avuto soddisfazione. Cioè l'ospedale di Tropea dopo è quello che è, non è che... Ma vabbè, bisogna capire, insomma, probabilmente magari intendevano dire che le sue situazioni erano più o meno sotto controllo, no? Perché se ci fosse stato qualcosa di grave glielo avrebbero detto, se si fosse aggravato tanto, questo voglio dire. Ma io pensavo che avete opportunità di farmi ricoverare nel centro di Potenza, per cui è un centro... Comunque vedo... Dove possiamo consigliare, dottor Gigliotti, dove possiamo indirizzare per un ricovero? Guardi, lei sta parlando di Potenza, stasera stiamo parlando forse anche un pochino troppo, diciamo di strutture sicuramente di livello, e quindi, però diciamo in un discorso del genere non faremo un buon servizio anche alla popolazione residente in Calabria dando un'informazione del genere. Noi abbiamo le potenzialità qui in Calabria, abbiamo dobbiamo le strutture indirizzarlo di qui in Calabria, riferimento, quindi non c'è bisogno di continuare a pensare ai viaggi della speranza, c'è solamente la necessità che ognuno faccia la sua parte. Io parlo di classe medica, che i pazienti comunque giustamente abbiano come dire, il riconoscimento dei loro diritti, però nello stesso tempo abbiano la possibilità anche, aderendo maggiormente anche alle associazioni dei malati, perché tante notizie vengono trasferite anche da parte dell'associazione dei malati, e anche la tutela dal punto di vista anche medico-legale e di quelle che sono anche le possibilità che intorno a queste malattie esistono, perché ci sono anche dei riconoscimenti anche dal punto di vista della disabilità. Per cui è importante rivolgersi a quelle strutture, che voi stessi siate la base per spingere affinché le strutture che esistono e sono anche di altissimo livello qui in Calabria vengano ulteriormente potenziate. Quindi sono patologie ad alto... Io sto prendendo il cortisone da 20 anni, no? Sì. Adesso una piaga al piede che non posso camminare, ai bracci e tutto, eppure sono stato a Tropea. No vabbè, diciamo, ho detto Tropea perché è l'ospedale più vicino a lei, ma c'è anche l'ospedale di Vibo, c'è l'ospedale di Lamezia Terme, c'è l'ospedale di Reggio Calabria. Come reumatologia non c'è niente. Sì.
Vabbè. Comunque abbiamo il messaggio comunque che deve passare, noi le auguriamo di trovare, si rivolga perché vicino abbiamo comunque fiori di professionisti che sicuramente sapranno inquadrare anche il suo caso e come diceva il dottor Gigliotti, insomma cerchiamo noi di essere la base, no? Perché altrimenti continuano sempre questi viaggi della speranza, non si migliora magari nel creare strutture ancora più, come definirle, complete, ancora più, no? Che possano competere con quelle che insomma siamo abituati a dire andiamo su, andiamo al nord, ma poi invece noi la dobbiamo salutare, purtroppo siamo in chiusura, grazie signore. Per io ho l'intenzione di cercare un professore di andare a Bari, perché a Bari c'è un centro. Grazie, vabbè, sì, e vuole andare fuori. Grazie e tanti auguri. Purtroppo spesso capita questo, io penso che voi ci siete un po' abituati. Purtroppo va a aumentare il disavanzo che abbiamo anche in rapporto a queste cose che potremmo benissimo evitare. Insomma. Assolutamente sì. E c'è la possibilità di farlo, un po' di buona volontà. Un po' di buona volontà. Comunque grazie dottor Gigliotti, grazie dottor Martini per essere stati qui con noi, è stata una puntata molto interessante e poi un argomento sul quale veramente si potrebbe dire tanto, magari tra qualche tempo, tra un po', adesso vi faccio riposare, poi vi richiamo, vi ricontatto, perché comunque è molto sentito, molto ai noi frequente. Grazie a voi amici da casa per averci seguito, l'appuntamento è a mercoledì prossimo, buona serata.